Rapina, lesioni personali, minacce, estorsioni. Nel Veneto delle baby gang l'incidenza di questi reati ogni 1000 abitanti da parte dei minori della fascia 14-17 anni è cresciuta senza sosta in 10 anni ed è un'incidenza tra le più alte in Italia. Solo a Venezia, per esempio, i minori segnalati per rapina sono passati dai 5 del 2014 ai 74 del 2024, quelli denunciati per estorsione da un singolo caso nel 2014 ai 14 del 2024. Il rapporto nazionale di Save the Children fotografa una realtà che non conosce confini in tutta Italia e il Veneto non fa eccezione, con inquietanti punte di crescita. Ragazzini violenti, al tempo stesso armati di coltello e disarmati dal punto di vista emotivo e relazionale. È questa la doppia faccia del problema ad essere sottolineata nel rapporto. Ragazzi e ragazze spaventati da un mondo esterno che considerano pericoloso, imprevedibile, segnato da conflitti e violenze all'interno delle famiglie e nella società, con casi di autolesionismo e tentati suicidi e in alcuni casi uso di sostanze e dipendenze. A preoccupare è la normalizzazione dell'uso del coltello, che a prescindere dalle motivazioni espone i ragazzi più che in passato a rischio di andare incontro a un'escalation di violenza. Molti adolescenti raccontano infatti che girare armati può farli sentire più protetti o rispettati, ma allo stesso tempo questa dinamica rischia di alimentare quello che nel rapporto viene definito un cortocircuito della paura. Un cortocircuito alimentato dai social. Secondo i dati del rapporto, il 13,4% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha assistito a scene di violenza filmate, contro l'8,4% delle ragazze. Una quota più ridotta dichiara anche di aver registrato personalmente episodi violenti con il proprio telefono. Inoltre, la violenza di strada non è più confinata alle aree marginali, ma coinvolge anche ragazzi provenienti da famiglie e ambienti socialmente integrati, senza distinzione tra ricchi e poveri. Di fronte a una piaga che sembra impossibile da rimarginare, il rapporto di Save the Children sottolinea la necessità di superare il modello unicamente punitivo stile decreto Caivano, ma di andare a monte, una soluzione che la Regione ha deciso di adottare fin da subito. Delle politiche legate alla prevenzione e quindi tutto ciò che va a significare anche un'attività legata alle famiglie, ai genitori, un potenziamento rispetto a questo e soprattutto anche quella fruizione degli spazi dei ragazzi che va a mettersi a sistema anche con delle iniziative anche a livello dello sport che a livello nazionale stanno per essere promosse. Serve naturalmente la comunità educante che è fatta e costituita naturalmente da tutti gli attori della rete, il terzo settore, i comuni, il volontariato, le parrocchie e naturalmente le scuole che diventano fondamentali assieme alle famiglie per creare questo tipo di intervento.